Alessandra Moretti fa parte della commissione che si occupa dei diritti delle donne al Parlamento europeo. In questi giorni ha fatto da ponte tra il Veneto e il console italiano a Kabul per cercare di portare in salvo il maggior numero di persone. A oggi sono 23, tra donne, bambini e l'intera famiglia del presidente dell'Istituto Afghano per la Pace. Stanno cercando casa per casa, dice questo messaggio con la foto di un talebano alla porta. L'Italia, dice l'eurodeputata del PD, ha salvato quasi 5.000 persone con 87 voli aerei, ma non basta. L'Occidente ha abbandonato il popolo afghano e l'ha tradito 2 volte e questo genererà, a mio avviso, un conflitto pesantissimo di cui pagheremo conseguenze molto pericolose. Il ponte aereo è chiuso, l'ONU vorrebbe istituire un presidio per i diritti a Kabul, va definito però il ruolo dell'Europa. L'Europa a questo punto deve avviare subito corridoi umanitari e canali legali di accesso all'Europa, perché queste persone tenteranno di fuggire dall'Afghanistan per raggiungere appunto i nostri confini. L'Europa non potrà più girare la testa dall'altra parte. Un appello condiviso da molte associazioni che hanno già offerto la loro collaborazione per la gestione di questi corridoi umanitari. Ed ora